La storia del castello di Gronobergo. A guardia di una valle intera, sul monte Carcos, sopra il paese di Cividale, si staglia l'imponente costruzione del castello di Gronobergo, nome derivante dal tedesco medievale, che significa non solo Monte Verde, ma anche Rocca Verde. Il castello era posizionato a controllo dell'antica via risalente la valle verso San Pietro a Natisone ed è in comunicazione visiva con il castello di Guspergo o Uruspergo, posto sull'altro versante sopra San Guarzo. Il castelliere ormai distrutto sul monte Barda, sopra Azida, e dalla cima del monte Carcos si vede anche la grotta d'Antro, oltre a una visione completa di tutte le valli. Fin dall'epoca preistorica, il punto di confluenza fra il fiume Natisone e il suo affluente Alberone è stato occupato dalle popolazioni presenti nella valle, in quanto le caratteristiche della zona assicuravano notevoli vantaggi: disponibilità di acqua illimitata, sfruttamento di due fiumi come mezzo di trasporto e fonte di cibo, controllo visivo sia della valle verso il confine che della pianura, e possibilità di richiedere pagamento di dazi per l'attraversamento del guado. Le prime tracce della presenza dell'uomo nella zona risalgono a 8.000-10.000 anni fa. Scavi effettuati all'inizio del Novecento, in corrispondenza dell'attuale depuratore posto di fronte alle rovine del castello, hanno riportato alla luce i resti di un antico castelliere, utilizzato sia durante l'età della pietra ed anche successivamente durante quella del bronzo. Questo tipo di costruzione era una sorta di roccaforte avente funzione difensiva, costituita da un pianoro rettangolare delimitato da mura rudimentali a secco, realizzate con rocce grezze e di grandi dimensioni. Invece, dagli scavi effettuati all'interno del castello sono emersi numerosi reperti risalenti all'epoca romana. Da tutto ciò si deduce che dove ora si trovano le rovine della fortezza ci sia stata una costruzione molto più antica. In epoca romana è stato uno di quei forti chiamati interagres, posti a difesa del confine del territorio romano e facente parte di un complesso sistema di difesa costituito da un vallo difensivo, in genere composto anche da 3 linee di mura. Le mura difensive presentavano a loro volta delle costruzioni militari poste più in alto. Il castello si trovava quindi alle spalle di probabili mura intermittenti tra San Pietro e il Natisone, di cui si sono perse le tracce, vista la continua richiesta di materiale da costruzione che veniva asportato e riutilizzato nei secoli. Ma la rocca o presidio in corrispondenza dell'attuale castello risultava importante in quanto facilitava il controllo del guado del fiume Alberone, che arriva dalla valle di Savogna e si chiamava in tempi meno recenti Anborna. Durante una campagna di scavi, sulla riva di questo affluente del Natisone, sono stati portati alla luce 2 profondi solchi nella pietra arenaria, sicuramente provocati dal passaggio delle ruote ferrate dei carri romani, lungo la via che conduceva al confine. Il periodo di vita romano è attestato anche da alcuni ritrovamenti nel sottosuolo all'interno del muro del castello. Nel 1160 il castello compare in un documento dell'epoca con il nome di Grunenberg. Nel 1267 Jacopo Gronunberg abita il castello fatto costruire dalla sua famiglia in epoca sconosciuta. Nel 1276 la proprietà del castello passa a Giovanni de Portis, che nel 1303 lo ricostruiscono per buona parte. Il 1304 è l'anno dei lavori di ristrutturazione della fortezza, ad opera di Giovanni Beraldino di Varmo e Dutussio de Portis. Dal 1308 l'unico proprietario del castello diventa Odorico de Portis, ma Enrico di Prampero riesce ad entrare nella fortezza con l'inganno, mettendola a fuoco. I nobili riescono a salvarsi calandosi con le funi dalle finestre.
Nel 1314 ripartono altri lavori di ristrutturazione ad opera di Federico de Portis e nel 1317 il conte di Gorizia cerca di impossessarsi del castello, con la complicità del custode Variand, ma viene scoperto e assieme ai suoi complici dapprima imprigionato e quindi impiccato il 7 aprile 1317 fuori dalle mura di Porta Brossana. Ulteriori lavori dal 1380 al 1386 per il rafforzamento della struttura da parte dei nobili cividalesi. Nel 1401 muore Niccolò de Portis, marchese di Pietrapelosa e signore di Gronumbergo. Sua figlia Adalmotta, moglie di Acellino Formentini, di origine ungherese, signore di Cusano, eredita il castello. Nel 1441 comincia la costruzione di una palizzata fra la fortezza e il Natisone, lunga circa 100 metri, al fine di impedire il transito dei mercanti, i quali erano sottoposti al pagamento del gavu. Dai primi anni del 1500 il castello è già in uno stato di abbandono progressivo, depredato nel 1463 e non più utile né in funzione militare né in quella doganale. E il terribile terremoto di Cividale del 1511 probabilmente segna gravemente la struttura già precaria. Nel 1567 molti dei castelli friulani vengono ancora descritti come in rovina, anche a causa della guerra della Lega di Cambrai tra il 1508 e il 1516, che è il conflitto tra la Repubblica di Venezia che si contrappone alla coalizione di Cambrai composta da il Sacro Romano Impero dell'imperatore Massimiliano I d'Asburgo, la Francia di Luigi XII, il Regno di Napoli e Sicilia di Ferdinando d'Aragona, lo Stato della Chiesa di Papa Giulio II, il Ducato di Ferrara, il Ducato di Savoia, la Marca di Mantova e l'Ungheria, tutti contro la Repubblica di Venezia, con l'intento di prendere i territori del Veneto, Friuli ed Istria, oltre alla Lombardia orientale, i porti pugliesi, le città romagnole, il Polesine, Peschiera, Asola, Dalmazia e Cipro. Il conflitto è molto sfavorevole a Venezia, che comunque riesce a resistere fino al 1510, quando Papa Giulio II si rende conto che la Francia, sua alleata, è molto più pericolosa di Venezia e abbandona la Lega dei Cambrai per allearsi con la Serenissima. Così fanno nel 1512 anche Spagna e Sacro Romano Impero, che con il papato formano la Lega Santa contro la Francia. Il conflitto si conclude nel dicembre del 1516 con il Trattato di Noyon, che sancisce per la nostra zona la perdita da parte della Repubblica di Venezia dell'Alta Valle dell'Isonzo con le Gastaldie di Tolmino, Bovez e Idria, a favore della contea di Gorizia e Gradisca, che ormai l'influenza dell'impero asburgico, che dal 1512 si chiama Sacro Romano Impero della nazione germanica, che conquista anche la valle di Ampezzo. A fine del 1500 cambia il sistema difensivo e molti castelli perdono la loro funzione e vengono abbandonati o addirittura demoliti per vendere il materiale di costruzione, come il castello di Topo di Travesio o quello di Partistagno ad Attimis. Questo però è anche il periodo in cui vengono costruite le chiesette votive delle valli del Natisone, quasi tutte tra il 400 e il 500, ben 44 chiesette in poco tempo, e quasi tutte in punti strategici o in cima alle montagne, alcune costruite probabilmente su precedenti ruderi più antichi e altre completamente nuove e gestite e curate da un cappellano e dai paesani. Nel 1600, per breve tempo, la fortezza di Purgessimo, in avanzato stato di degrado, diventa di proprietà dei signori Canussio, ma nel 1772 muore Orazio Formentini e si estingue la dinastia della famiglia Cusano. Così la Repubblica Veneta
lo dona in possesso ai nobili remondini nel 1776. Il castello diventa feudo di Giuseppe e Antonio Remondini, stampatori di Bassano, i quali acquistano anche il titolo di conti, convalidato anche dalla Serenissima. Lo abitano saltuariamente circa fino al 1800, mantenendo poi il possesso delle rovine e dei terreni adiacenti fino al 1854. I tipografi remondini di Bassano hanno una filiale della tipografia anche a San Pietro Natisone, nel vecchio borgo San Pietro, e da qui partiranno i Gusiranie, che sono abitanti della zona che svolgono il lavoro di vendita di santini e miniature dorate nell'est Europa, tra Ungheria, Cecoslovacchia, Polonia e Romania, che grazie al loro dialetto slavo riescono a spostarsi con più facilità in quelle zone. In epoca moderna, la zona dove si trovano le rovine ha continuato ad essere di rilevante importanza strategico-militare. Negli anni 50, a causa del timore di una possibile invasione da parte jugoslava, l'esercito italiano ha realizzato un sistema di gallerie all'interno della montagna, nonché numerosi bunker nella zona circostante. Sulla parete nord, al di sotto del castello, è stata ricavata un'enorme stanza, ove erano alloggiati 2 mitragliatrici e 2 cannoni puntati verso il confine. L'utilizzo militare era già stato avviato nella Prima Guerra Mondiale. I ritrovamenti archeologici sono stati fatti in epoche diverse, ma degna di nota è la campagna di scavo del conte della Torre di Valsassina nel 1823, che portano alla luce un pozzo, un forno e un piccolo vano posto 3 metri sotto il piano di calpestio e rivestito in cotto. E con la pulizia delle basi delle mura, il della Torre deduce che il castello fosse disposto su 3 piani comunicanti con scale, e ogni piano diviso in 8 ambienti. Inoltre vengono trovate numerose armi romane e longobarde, vetro, ossa e monete, sia romane che longobarde. Tale ritrovamento rende sicura l'edificazione almeno dal IV secolo d.C., quando fu costruita la rete di difesa Claustra Alpium Iuliarum, quindi non un castello in origine, ma un castrum difensivo con scopo militare. Gli studi delle mura ci danno la datazione certa successiva al 1300, confermando i lavori di ricostruzione e consolidamento che i vari proprietari hanno effettuato per tutto il XIV secolo, anche dovuti probabilmente al forte terremoto del 1348, il più forte mai registrato nella nostra regione, tra quelli documentati. Il nome Gronumbergo attuale ci è giunto attraverso varie versioni. Gronenberg, Gronumberg, Krorumberg, e lo studioso Josef von Zach nel suo libro del 1884 Die Deutschen Burgen in Friaul, cioè i castelli tedeschi in Friuli, così scrive: sulla riva sinistra del Natisone era posto Grunenberg. Nel paese lo si chiamava talora Gronumbergo, ma questo nome comincia quasi ad essere dimenticato e si ode più di solito a dire il castello di Purgessimo, che è un villaggio di nessuna importanza, un po' più in su, lungo il fiume. Siccome i poggi, da questa parte del Natisone, sono tutti coperti di boschi recenti, così anche Gronumbergo trovasi veramente in mezzo al verde. Il povero paese di Purgessimo è stato veramente maltrattato dal von Zach, con la descrizione del villaggio di nessuna importanza, e aggiungerei come tutti i piccoli paesi di quel tempo, che stavano fuori dalle mura cittadine. Per il nome Purgessimo il discorso è molto più complicato e incerto. Infatti la storia del toponimo comincia nel 1126, con la prima versione nota che è Puresin e Puriessim. Poi nel 1174 Villa Puiresso e fino alla fine del Medioevo Purisino, Poresino, Puresimi, Puressini e Purgesino nel 1282. Poi Purgessim nel 1350, Burgessimo, Puresso, Purisino Foci
e nel 1540